risalito l'esercito di Pietro III d'Aragona durante la guerra del Vespro nel 1282. Storia d'arte e Scavalchi Veloritani è un'opera colossale che arriva a superare le montagne che si trovano a ridosso della città di Messina. I Monti Veloritani appartengono a una catena che esiste, che è emersa da milioni di anni, è una delle prime terre emerse dell'isola, l'Eocene Reggio Emilia. Tutta coperta di boschi, è una formazione di roccia micmatica che si prende il nome di una roccia metamorfica che prende il nome di gneiss. All'interno della galleria dei Veloritani che si chiama Galleria Telegrafo, una delle più lunghe dell'autostrada Messina-Patti. Iniziata a costruire negli anni 70, nel 1970 si iniziò a costruire questa strada. Questa autostrada è completata in pochissimi anni. Su iniziativa della Camera di Commercio di Messina e della provincia regionale di Messina, che insieme formarono un consorzio per l'autostrada Messina-Patti, che poi proseguirà fino a Palermo, ma è stata inaugurata completamente solo pochi anni fa e è ancora incompleta, a distanza di 40 anni dalla prima iniziativa che fu della provincia di Messina. Tra poco usciremo sul viadotto Ritiro.
Villa. La prossima.